Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Un video riprende il momento in cui il cadavere di Giuseppe Florio viene trasportato fuori casa dai suoi assassini. Per l'omicidio fermate 2 donne e un uomo. La rinascita di San Cristoforo, al via il progetto di riqualificazione finanziato con 21 milioni del decreto Caivano. L'arcivescovo di Catania Renna: valorizziamo il capitale umano. Corsa clandestina con un pony attaccato ad un calesse per le vie di Catania. La denuncia partita da un cittadino: scoperte 2 stalle abusive nel quartiere San Cristoforo. Lo strano hobby di un uomo di Alcamo nel Trapanese che di notte, armato di scala, invertiva i segnali stradali ingenerando confusione tra gli automobilisti. Lettera minatoria al sindaco di Adrano, Fabio Mancuso: repliche, intimidazione inaccettabile, ma non mi fermeranno. Domani torna in campo un gol per la solidarietà che porterà allo stadio Massimino di Catania migliaia di spettatori. Sport e solidarietà a favore di Niscemi. Calcio, ancora 24 ore di riposo e poi il Catania inizierà l'avvicinamento agli spareggi promozione. In Serie B Palermo al lavoro per la penultima giornata di campionato, in programma il 1° maggio al Barbera contro il Catanzaro. Per l'omicidio di Giuseppe Florio, trovato senza vita domenica mattina nelle campagne di Castiglione, le immagini di videosorveglianza inchiodano 3 persone. Si tratta di 2 donne ed un uomo che la vittima frequentava da qualche tempo e che sono state riprese proprio mentre portavano il cadavere fuori dalla casa in cui l'avevano appena ucciso. Simona Mazzone. Quando hanno visionato le immagini delle telecamere, agli investigatori si è presentata la scena di un film. Un androne, 3 figure che portano un carico avvolto in una coperta e lo trascinano nel portabagagli dell'auto per disfarsene. Lì dentro c'è il cadavere del 66enne Giuseppe Florio, ucciso in questa casa e poi abbandonato nelle campagne di Castiglione di Sicilia dopo essere stato confezionato, avvolto in un lenzuolo e sacchi di plastica e coperto con una trapunta. Un video inequivocabile che inchioda 2 donne e un uomo residenti nelle case popolari di Trappitello. I carabinieri di Taormina, che indagano con le procure di Catania e Messina, hanno fermato per omicidio una 50enne e il suo compagno 39enne pregiudicato, originario di Palagonia, mentre una donna 53enne di Sesto San Giovanni, ospite in casa della coppia, indagata per soppressione di cadavere. Florio, trovato morto domenica mattina, è originario di Giardini Naxos e prima di essere stato abbandonato nelle campagne di Castiglione è stato ucciso con diversi fendenti al volto e all'addome e colpito in testa con un oggetto contundente. La sua auto carbonizzata è stata trovata a Taormina, probabilmente un'azione mirata a sviare le indagini. Secondo gli investigatori, Florio da qualche tempo frequentava casa della coppia dove si era trasferita la terza donna ed è proprio lì che si sono concentrate le indagini sulla sfera privata dell'uomo che potrebbe essere stato ucciso per un insieme di concause, non escludendo tradimenti e gelosie, ma anche per questioni economiche. L'unica certezza è che l'omicidio è stato commesso in quella casa, alla presenza di tutti e 3 i fermati, come confermato dalle indagini della scientifica, che sul posto ha trovato tracce ematiche e i segni di una violenta aggressione. La rinascita di San Cristoforo, parte il progetto di riqualificazione dello storico quartiere di Catania finanziato con 21 milioni del decreto Caivano. Sentiamo Tonino De Mano. Il decreto Caivano è realtà e per San Cristoforo è l'inizio di una nuova vita che passa dalla riqualificazione urbana. Un investimento complessivo del governo nazionale di 21 milioni di euro destinato ad aree ad alta vulnerabilità, mirato a restituire dignità e sicurezza ad uno dei quartieri più identitari della città. I progetti di rilancio sono stati illustrati nel piazzale dell'istituto Dusmet Dorie di via Playa 193, alle presenza, tra gli altri, del commissario straordinario nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Fabio Ciciliano e dell'arcivescovo di Catania Luigi Renna, che si è rivolto direttamente ai giovani. Ho parlato ai bambini cercando di farmi capire perché per loro il decreto Caivano sia una cosa vicina e si tratta di riqualificare gli ambienti, le infrastrutture che sono carenti, ma soprattutto di riqualificare quello che mi piace definire con un'espressione
della dottrina sociale della Chiesa il capitale umano di San Cristoforo, che sono le persone che hanno bisogno di recuperare una maggiore fiducia in se stesse. Oltre ad una nuova scuola con annessi nuovi spazi sportivi da realizzare nell'area dell'ex conceria, gli interventi riguardano la riqualificazione di Via Playa, la nuova palestra annessa all'Istituto Madonna della Provvidenza, un centro comunale di raccolta differenziata, la riqualificazione dell'ex mercato coperto e la rigenerazione di alcune piazze di largo Don Pino Puglisi, cui si riferiscono le immagini. Interventi mirati in luoghi simbolici, come ribadisce il sindaco Trantino. Dobbiamo cominciare tutti quanti a metterci in discussione. Io lo faccio 25 ore al giorno e quindi nei momenti in cui ci mettiamo in discussione comprendiamo che cosa possiamo dare in più al territorio che amiamo come Catania o come in questo caso San Cristoforo. Un contributo di futuro senza dimenticare il passato, ma con un occhio al presente, quello dei tanti ragazzi di San Cristoforo. Un pony attaccato ad un calesse per una corsa clandestina tra le vie di Catania. La denuncia, la segnalazione è partita da un cittadino. Sentiamo Emanuela Corsi. Un cavallo costretto a trainare un calesse, mentre attorno giovani in scooter lo incitano a correre. Una scena già vista, simbolo dell'illegalità diffusa sulle nostre strade, dove spesso ad avere la peggio sono proprio gli animali. Basti pensare al povero equino morto lo scorso ottobre sulla circonvallazione dopo uno schianto al Tondo Gioieni. Questa volta il protagonista è un piccolo pony, costretto, come vedete nelle immagini, a correre per le vie di Catania. A denunciare l'episodio è stato un cittadino che tramite l'app YouPol della Polizia di Stato ha segnalato i maltrattamenti nei confronti dell'animale. I controlli degli agenti ancora una volta si sono concentrati nel quartiere di San Cristoforo, dove hanno individuato 2 stalle abusive in via Greco. Nella prima erano presenti 2 cavalli, di cui uno privo di microchip. Per appurare le condizioni di salute degli equini è stato chiesto l'intervento dei medici del servizio veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catania, che peraltro hanno contestato sanzioni per circa 6.500 euro per la mancata iscrizione nella banca dati nazionale del cavallo, trasferito successivamente in una struttura idonea. Nella seconda stalla invece sono stati individuati 3 cavalli e il pony che il cittadino aveva fotografato e immortalato in un video inviato poi ai poliziotti tramite l'app YouPol. Dopo gli accertamenti i cavalli sono stati messi in sicurezza, evitando così che potessero rimanere coinvolti in pratiche illegali. E a proposito sempre di maltrattamenti di animali, aveva lasciato il proprio cane come antifurto chiuso nella sua auto lasciata in un parcheggio di un centro commerciale del Catanese. L'accusa contestata ad un uomo residente in Svizzera che è stato denunciato appunto per maltrattamenti e abbandono di animali. Il cane è stato liberato anche in questo caso grazie ad una segnalazione al 112. Paura ieri sera nell'ex ospedale Santo Bambino di Catania, ormai dismesso, le fiamme si sono sprigionate al piano terra, ma per fortuna l'incendio è stato domato in tempo. Simona Mazzone. Una colonna di fumo all'esterno, le fiamme alte all'interno dell'ospedale Santo Bambino, ormai dismesso. Paura ieri sera tra gli abitanti del quartiere Antico Corso a Catania, dove per cause ancora in fase di accertamento è scoppiato un incendio al piano terra dello stabile, dove erano depositati arredi e suppelletti livarie che hanno preso fuoco. Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania. A supporto sono arrivate anche un'autobotte e un'autoscala dalla sede centrale del comando. All'interno danneggiate pareti e materiale vario. Per fortuna il rogo è stato spento in tempo e la struttura non è stata coinvolta nei piani superiori. Al momento dell'incendio non vi erano persone all'interno del Santo Bambino. Adesso è il momento delle indagini, sono infatti in corso di accertamento le cause dell'incendio. E adesso vi raccontiamo la singolare storia di un uomo che ad Alcamo, siamo in provincia di Trapani, sostituiva i segnali stradali in giro per la città, creando confusione tra gli automobilisti. Orazio Longo. Quello che vedete in queste immagini non è un impiegato comunale solerte, tanto da lavorare anche di notte, addetto alla segnaletica stradale, ma un privato cittadino che ad Alcamo, nel Trapanese, attrezzato di scale e di quant'altro necessario allo smontaggio e al montaggio della cartellonistica, decideva in autonomia, secondo sue oscure esigenze, di rimuovere e sostituire, come a lui pareva meglio, i cartelli stradali. Arrivava in macchina nei pressi di un incrocio, estraeva la scala che aveva posizionato per lungo dentro la vettura e con calma si adoperava nell'azione. Un'attività durata giorni che ha messo in confusione gli automobilisti, che un giorno si trovavano una strada col divieto d'accesso e il giorno successivo magari diventava a senso unico, a svolta obbligata e così via.
Alcuni utenti hanno segnalato l'anomalia. A mettersi alla ricerca dell'ignoto scambiatore di cartelli, i carabinieri che durante un controllo notturno hanno sorpreso l'uomo mentre stava sostituendo nell'intersezione tra Viale Europa e Piazza Vittime Attentato di Nassiria un segnale di stop con un altro precedentemente smontato in un altro incrocio raffigurante il dare precedenza. L'uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per il reato di omesso collocamento o rimozione di segnali stradali. Indagini in corso sugli ultimi raid a Sferracavallo, il gruppo che sta seminando il panico a suon di colpi di Kalashnikov sarebbe sempre lo stesso e agirebbe con il medesimo modus operandi. Marco Gullà. Passamontagna o cappellino, auto rubate, stessa arma, un Kalashnikov. Il gruppo che sta seminando terrore tra Sferracavallo e San Lorenzo a Palermo sarebbe sempre lo stesso. Dal raid contro Sicily Baikar a quello del ristorante Il Brigantino. In mezzo anche i colpi sparati contro un autolavaggio. Stessa modalità, stesso gesto eclatante. 2 giorni prima del raid al Brigantino, il gruppo ha rubato una Fiat Panda rossa a Cefalù, abbandonata poi allo Zen. I poliziotti l'hanno ritrovata sabato mattina in via Leonardo Pisano e adesso stanno esaminando una serie di tracce così come diverse immagini tratte dalle telecamere in autostrada e in città. Le prime verifiche del RIS di Messina dicono che i colpi provengono da una stessa arma, come fosse la firma del gruppo che opera sempre allo stesso modo o quasi. Nell'ultima occasione un testimone ha parlato anche di una seconda auto, una Fiat 500 che però non è stata ancora ritrovata. Ma cosa sta succedendo? Gli investigatori sono al lavoro per capire se la banda che nell'ultimo periodo sta seminando il panico, soprattutto a Sferracavallo, sia legata ad altri gruppi mafiosi o no. Che ruolo hanno? Ci saranno ulteriori segnali? Sono tutte domande che si stanno ponendo gli inquirenti per ricomporre il puzzle delle intimidazioni ai danni di imprenditori e commercianti. Si erano presentati come impiegati di banca, convincendo la vittima a versare un suo buono fruttifero da 25.000 euro sul suo conto corrente, chiedendogli poi però di inviarlo a loro come se fosse stato frutto di un bonifico errato. L'uomo, in forte stato di agitazione, si è presentato al commissariato di Licata. La polizia, d'intesa con Poste Italiane, ha bloccato l'operazione. Colpo ai patrimoni ritenuti illecito nell'Agrigentino, sequestro da oltre 15 milioni di euro all'imprenditore Angelo Stracuzzi. Servizio. Maxi sequestro da oltre 15 milioni di euro, colpito il patrimonio dell'imprenditore licatese Angelo Stracuzzi, 50 anni. La sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo ha disposto il provvedimento. In azione i finanzieri dei comandi provinciali Agrigento e Palermo, sigilli a 10 società attive in diversi settori, dall'agroalimentare ai trasporti e agli imballaggi. Sequestrate anche 156 unità immobiliari tra Agrigento, Licata, Palma di Montechiaro, Aragona, Ravanusa, Ribera e Butera. Bloccati inoltre 32 automezzi e 26 rapporti bancari e finanziari. Stracuzzi, arrestato la scorsa estate in Tunisia, è attualmente sotto processo per estorsioni aggravate dal metodo mafioso. Alla base del sequestro una complessa indagine patrimoniale durata mesi. Gli investigatori hanno accertato una forte sproporzione tra redditi dichiarati e investimenti effettuati nel tempo. Secondo gli inquirenti, l'imprenditore gestiva una holding occulta, una galassia di società intestate a 22 prestanome tra familiari e soggetti compiacenti per nascondere beni e capitali e sottrarli a possibili sequestri. È diventata definitiva la condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione per l'ex parlamentare del PD ed ex sindaco di Messina Franco Antonio Genovese, a suo tempo indagato per illeciti nella formazione professionale. La Procura Generale di Reggio Calabria, a cui era passato il caso, non ha presentato ricorso in Cassazione, il termine per impugnare è scaduto, ma secondo il suo avvocato Genovese non rientrerà in carcere perché, tenendo conto delle detrazioni, la pena finale sarà inferiore ai 4 anni e dovrà essere sospesa, consentendo a Genovese la misura alternativa dell'affidamento in prova. Il sindaco di Adrano minacciato con una lettera a casa, solidarietà dal mondo politico. Lui dice: non mi fermerò. Sentiamo Orazio Longo. Atto inaccettabile che lede la persona e i principi del confronto democratico. Così l'ANCI Sicilia esprime solidarietà al sindaco di Adrano Fabio Mancuso, raggiunto da una lettera intimidatoria con insulti e minacce. La missiva è stata recapitata nell'abitazione del primo cittadino che ha presentato una denuncia alla polizia.
Non è la prima, non sarà l'ultima, mi dispiace che l'hanno recapitata a casa, che era proprio l'intento. Si indaga sui motivi specifici del gesto. Il sindaco, che sottolinea che tutto questo non fermerà la sua azione politica, denuncia un clima d'odio. Sicuramente c'è una quantità di odio che va al di là del confronto democratico, fatto da soggetti che c'entrano poco con la politica, anche con noti precedenti penali, che giornalmente fanno TikTok o altro sui social, si inventano di tutto e di più. Solidarietà a Mancuso dal mondo politico con una nota del coordinamento regionale di Grande Sicilia, MPA. Nella giornata della sicurezza sul lavoro, i dati INAIL confermano la diffusione del lavoro nero. Su oltre 700 aziende ispezionate nel 2025 abbiamo registrato circa 1.800 lavoratori irregolari. Lo ha detto Giorgio Soluri, direttore regionale dell'INAIL in Sicilia. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco per parlare fra l'altro di un gol per la solidarietà. Grande attesa per la 18ª edizione di Un Gol per la Solidarietà, che porterà allo Stadio Massimino di Catania migliaia di spettatori e fra loro tantissimi studenti. Sentiamo Simona Mazzone. Torna Un Gol per la Solidarietà allo Stadio Massimino anche quest'anno, ma c'è una novità: quest'anno diventate maggiorenni. Quest'anno diventiamo maggiorenni, 18 anni di fatica ma 18 anni di soddisfazione per un evento che oggi a livello nazionale può contare davvero la presenza di tantissimi artisti sportivi che hanno dato e che daranno visibilità alla città di Catania. Com'è cresciuto in questi anni? L'evento è cresciuto tantissimo e ogni anno è una magia, la definiamo una magia perché coinvolge tantissime personaggi dello spettacolo, autorità, cittadini, sportivi, calciatori, studenti, quindi è una magia, una festa privilegiata per i catanesi e che cercherà sempre di fare bene per il prossimo. Lo stesso nome, Gol per la Solidarietà, fa capire che ogni anno voi vi dedicate comunque a un aspetto particolare. Quest'anno la vostra attenzione è su Niscemi. Sì, quest'anno abbiamo deciso di dare vicinanza ai cugini di Niscemi e quindi l'incasso servirà a realizzare un parco giochi alla comunità di Niscemi, quindi siamo contenti. Quel giorno, cioè domani mattina, arriveranno tantissimi studenti da tutte le parti della Sicilia, ma ospiteremo gli studenti di Niscemi che saranno accolti da un grossissimo applauso da tutti i catanesi presenti allo stadio. Cosa bisogna fare per comprare il biglietto? C'è grandissima adesione da parte delle scuole catanesi e non solo, appunto per favorire chi verrà da fuori Catania. Domani mattina alle 8:30 i botteghini saranno aperti per consentire appunto agli studenti e non solo di prendere parte all'evento acquistando il biglietto di Curva Nord. Qual è la novità più importante di quest'anno? Novità ce n'è tante, tante saranno le sorprese che quindi non possiamo svelare, però tra tutte ovviamente la madrina Eleonora Incardona, diciamo che gratificherà con la sua bellezza ma anche la sua professionalità i presenti allo Stadio Massimino. Licata adesso che ha ospitato la prima tappa del campionato di moto d'acqua, velocità, tecnica e adrenalina con piloti da tutta Italia. Davide Sardo. Motori accesi, adrenalina alle stelle. Licata entra nella storia della motonautica italiana. È stato un debutto da applausi quello del Grand Prix di Licata, prima tappa del campionato italiano di moto d'acqua 2026. Scenario il porto turistico Marina di Cala del Sole, spettacolo puro tra velocità, traiettorie millimetriche e straordinaria abilità dei piloti nel domare le onde. E arrivano subito risultati importanti per i piloti di casa. Angelo Massaro domina e conquista la vittoria nella Endurance F1, Alessandro Spiteri trionfa nella Endurance F2. Nella stessa categoria ottimo terzo posto per il licatese Denny Tilocca. Una prova di forza del movimento licatese capace di imporsi in una competizione di livello nazionale. In gara piloti provenienti da tutta Italia, in una cornice organizzativa curata dall'SD Speedweb. Per Licata è un esordio storico, una tappa che segna l'ingresso ufficiale della città nel circuito nazionale della motonautica. Il campionato proseguirà ora con le prossime tappe fino all'atto conclusivo di ottobre a Como. Sipario finale con il Gran Galà equestre in Corso Argentina. Festa, emozioni e orgoglio per una città che ha già vinto la sua sfida.
E dopo il nostro TG alle 14.30, Sicilia 24 Focus, si parlerà di salute. Sono in aumento, soprattutto tra i giovani, le malattie infiammatorie croniche dell'intestino. Per comprendere come diagnosticarle e curarle, Adelaide Barbagallo ne parlerà con 2 esperti dell'ASP di Catania, i medici dell'ospedale di Paternò, Serena Garufi e Giuseppe Scalisi. I vostri messaggi al 342 745 5005. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Siamo al calcio, Catania a riposo sino a domani in vista poi della ripresa degli allenamenti e del ritiro annunciato dall'allenatore toscano. Sentiamo Francesco Triolo. I play-off come ultima possibilità di centrare quello che è sempre stato l'obiettivo dichiarato, la promozione in Serie B. Il Catania vuole tentare sino in fondo e per questo non vuole lasciare nulla al caso. Mimmo Toscano ha deciso, d'accordo con la società, di isolare la squadra in quelli che saranno giorni fondamentali per preparare la seconda fase del campionato. Così tutti in ritiro dal 5 maggio almeno sino al 10 si va a Verona, centro sportivo di Veronello, ha annunciato il tecnico dopo la partita con l'Atalanta, dove le porte saranno chiuse, anzi blindate. Niente foto, video o conferenze stampa, solo lavoro e sudore. Il primo impegno è quello del 17 maggio, avversario naturalmente ancora da scoprire, in quella che è una lotteria, un campionato a parte con dinamiche e situazioni totalmente diverse dalla stagione regolare. L'obiettivo dell'allenatore è lavorare sulla preparazione fisica della squadra che con partite ravvicinate in pochi giorni può essere determinante. Così come determinante sarà recuperare tutti gli infortunati, Casasola, Corbari e Rolfini in particolare, visto che comunque gli altri stanno già meglio. In Veneto è probabile che i rossazzurri giocheranno qualche partita amichevole per tenere alto ritmo e attenzione. Intanto sino a domani la squadra è a riposo e in vista dei playoff Telecolor si è aggiudicato il pacchetto dirette e differite, un nuovo ed importante impegno editoriale che permetterà la trasmissione in esclusiva e in chiaro di almeno una gara esterna, nonché tutte le differite integrali delle partite che la formazione di Toscano disputerà negli spareggi promozione. E il Palermo al lavoro per la penultima giornata di campionato, mentre già proiettato verso i playoff. Marco Gullà. 2 giornate alla fine del campionato, ma per il Palermo è già tempo di esperimenti in vista dei play-off. Rosanero che ormai non possono ambire più a nulla. In teoria ci sarebbe ancora la possibilità di arrivare terzi, ma il Frosinone, distante a 6 punti, dovrebbe perdere le prossime 2 gare e il Rosanero vincerle, ma al contempo dovrebbero migliorare anche la differenza reti. Praticamente ipotesi quasi irrealizzabile. E allora contro il Catanzaro il 1 maggio e Venezia l'8 maggio, il Palermo farà palestra in attesa dei play-off. Pippo Inzaghi darà spazio a coloro che hanno giocato meno, provando nuove soluzioni in attesa degli spareggi. Potrebbe rifiatare anche Poyampalo, fino adesso sempre in campo e capocannoniere del torneo. Ma contro il Catanzaro dovrebbe esserci spazio anche per giocatori come Basic, Giovane, Beresischi, Corona e Magnani. Una rotazione di calciatori in modo da oliare i meccanismi. Inzaghi non dovrebbe però variare assetto tattico, si continua con i 2 trequartisti alle spalle della punta. Intanto il club rosanero ha comunicato che acquistando un biglietto per Palermo-Catanzaro si avrà la prelazione per acquistare il tagliando della semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso al nostro spazio di approfondimento Sicilia 24 Focus, grazie per averci seguito e a tutti un buon pomeriggio.